ricordo che questa è un'iniziativa organizzata dall'associazione RUS, rappresentata qui dalla Presidente, la signora Bianca Marabini Zögeler, e voluta anche coordinata dalla dottoressa Marina Masker, che è qui con noi, e questa sera abbiamo anche come ospite il professor Michael Talalay. Di cosa parliamo? Presentiamo anzi il libro dedicato a Fëdor Dostoevskij per i 200 anni dalla nascita, una biografia scritta dalla figlia e tradotta da Marina Masker, un personaggio, non solo Fëdor Dostoevskij, ma Lyubov, la figlia, che ha attraversato la storia del nostro territorio. Un legame fortissimo che ha visto anche tantissimi altri personaggi intellettuali, donne e uomini, che hanno fatto la cultura a livello internazionale, la storia della letteratura. E questa sera Marina Masker, Bianca Marabini Zögeler e Michael Talalay ci accompagneranno all'interno di questo libro, ma anche raccontandoci, narrando quello che è stato il percorso anche di vita di Fëdor Dostoevskij visto dalla figlia. Una figlia che, come Marina Masker ha raccontato nel splendido servizio fatto insieme ad Alessandra Tortosa per Passepartout Rai Alto Adige, è una figlia che come narratrice aveva una sua solidità, una sua autonomia, diciamo, un aspetto molto prezioso da valorizzare, quindi nulla che dipendesse esclusivamente dalla figura paterna, da questa grande figura paterna, ma la figlia ha una propria autonomia come narratrice e come intellettuale. Lo scopriremo questa sera insieme ai nostri ospiti. Ricordo che in questo periodo le nostre iniziative vengono realizzate in questa maniera promiscua, quindi da una parte siamo contenti finalmente di poterle realizzare in presenza, dall'altra contestualmente abbiamo una diretta streaming, quindi anche da casa o da altri luoghi online possiamo così metterci in contatto con altre persone e lo stesso video sarà poi visibile anche in altri momenti da parte di tutti. Bene, la Biblioteca Provinciale, che è partner in questa organizzazione, ha la sede presso il Centro Trevi. Vi invitiamo anche ad approfondire alcune tematiche legate alla storia della letteratura russa che sono presenti qui presso la nostra biblioteca, ma ricordo anche che sempre qui al Trevi Lab esiste anche il centro multilingue dove ci sono anche dei materiali dedicati alla lingua russa e all'apprendimento della lingua russa. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a voi e una piacevole serata a tutti quanti. Dunque, buonasera a tutti. Io voglio solo dare un saluto veloce per lasciare il tempo a Marina di raccontare tutto e naturalmente ringrazio la direttrice della biblioteca, Valeria Trevisan, che ci ha ospitato per la presentazione di questo libro. E noi quest'anno come associazione culturale festeggiamo i 30 anni della nostra attività e nello stesso tempo festeggiamo i 200 anni, come si è già detto, della nascita di Fyodor Dostoevskij. Ora, come associazione quest'anno abbiamo pensato proprio che ideale sarebbe stato proporre questo libro sulla vita di Dostoevskij narrata dalla figlia, perché abbiamo attraverso le conoscenze della Lyubov e attraverso il periodo in cui è vissuta su Tirolo, a Merano e a Bolzano, dove poi purtroppo è morta al Grisserhof e dove è sepolta, e insieme nello stesso tempo pensando al forte rapporto d'affetto, come lei stessa ha detto, nei confronti del padre, ma è un affetto reciproco e profondo, abbiamo pensato che proprio questo poteva essere un omaggio
al grande scrittore. E in passato, proprio perché abbiamo cominciato anche noi ad amare Lyubov Dostoevskij, proprio conoscendo la sua vita, già ancora dal 1999, quando pubblicammo una sua biografia, e poi col romanzo che Marina Maschera ha tradotto 2 anni fa, L'Emigrante. Ecco, io non voglio perdere troppo tempo e lascio subito la parola a Marina. Volevo solo cogliere l'occasione per regalare il libro alla dottoressa. Grazie a lei. Grazie mille, grazie. Buonasera, dobry wieczór. Se io oggi sono qui a presentare questo libro è perché mi sono allacciata a un lavoro di studio e ricerca che dura da alcuni decenni e che è stato portato avanti da Bianca Marabini-Zöggeler e dal professor Talalay e con il tempo abbiamo scoperto sempre più notizie e mi sono detta, forse a questo punto, oltre ad aver raccontato la vita di questa signora, vale la pena anche di rendere disponibile quello che lei ha scritto. Abbiamo cominciato dal romanzo, da traduzione dalla lingua russa, e quest'anno ci siamo avvicinati a questo altro libro che narra, come è già stato anticipato, la vita dello scrittore, però visto con gli occhi della figlia. C'era stata un'altra traduzione in italiano 99 anni fa che uscì addirittura prima dell'originale, ma di questo parlerò in un secondo momento. Quello che vorrei ripercorrere è un pochino il contenuto di questo libro e inizierei con la frase che apre il mio contributo. Ci sono alcuni anche testi che accompagnano la traduzione. L'ho vista 5 minuti dopo che era venuta al mondo, scriveva Dostoevskij a uno dei suoi amici, è una bellezza ed è tutto il mio ritratto. Mia madre rise molto ascoltando queste parole. Ti lusinghi, diceva il marito. Credi forse di essere bello? Dostoevskij non è mai stato bello e nemmeno sua figlia, ma è sempre stata fiera di assomigliare al padre. Ecco, queste sono le parole di Lyubov stessa che narrano di questa relazione molto forte, molto stretta tra padre e figlia. Un legame che in realtà si interrompe fisicamente abbastanza presto. Lyubov aveva appena 11 anni quando a 60 anni appena Dostoevskij lascia questo mondo, però lo avrà sempre vicino e sono proprio con queste le parole con cui chiude la biografia, proprio il fatto di averlo sempre sentito vicino in ogni momento della sua esistenza. E il libro vuole essere non un memoriale ma proprio una biografia che per giocoforza per buona parte si basa sui ricordi di altri, ma sono ricordi importanti perché sono i ricordi di famiglia, i ricordi quello che ha narrato sua madre, i ricordi degli altri fratelli Dostoevskij. Una famiglia abbastanza numerosa con un'origine non del tutto russa, anzi Lyubov spende una buona parte del suo testo raccontando dell'origine lituana e poi ucraina della famiglia che secondo lei è il motivo per cui Dostoevskij è stato quello che è stato. Da questa origine ha ricavato molto alimento per la sua letteratura, quasi come il fatto di non essere non russo, lei poi continua a riportare questa cosa anche per altri autori, avesse dato una marcia in più. Eppure tanti critici dicono che se c'è uno scrittore russo, assolutamente russo, è proprio Dostoevskij. Qui vediamo un pochino la sua famiglia, la tenera madre Maria, che è la figura luminosa della sua infanzia, e poi il padre che era un ufficiale medico, un signore abbastanza severo che farà un orribile fine, verrà ucciso dai suoi servi e la tradizione familiare dice che in quel caso proprio ci fu il primo attacco di epilessia di Dostoevskij, no? In genere lo si lega a un altro fatto della sua esistenza. Vediamo alcune immagini, un giovane timido, un giovane che ha un mondo suo che è il mondo dei libri, dei romanzi, legge tanto, stimolato dal padre,
scambia anche quando studia a San Pietroburgo molte lettere con il fratello maggiore Mikhail, con cui conserverà un rapporto fortissimo per tutta la sua esistenza, con cui parlano di letteratura. Insieme i due fratelli porteranno anche avanti delle imprese letterarie, dalla traduzione di libri di scrittori tedeschi come Goethe o Schiller, o anche la redazione di giornali letterari. Qui vediamo anche altre immagini di Dostoevskij, insomma forse ce lo ricordiamo più così che con le immagini della gioventù. Una vita segnata anche da, diciamo, interazioni politiche. Si sa che fu condannato ai lavori forzati per aver partecipato alla cosiddetta congiura Petrashevsky, e questi anni pesantissimi, secondo la figlia, saranno quelli che poi daranno questa fiamma in più, faranno di questo giovane lituano un autentico russo. E le figure femminili nella vita di Dostoevskij fanno capolino piuttosto tardi. Un giovane timido, un giovane che insomma quasi sta lontano dalle figure femminili, e poi più tardi, dopo la parentesi così segnante dei lavori forzati, ecco che Dostoevskij è pronto, desidera, forse anche per riscatto per quello che ha passato, di crearsi una famiglia, di essere amato. E Lyubov segue attentamente tutti questi passaggi, insomma ci racconta quello che il padre vive e anche il rispetto con cui i compagni dei lavori forzati, del bagno penale, mostrano verso di lui, tanto da addirittura dice di interrogarlo su questioni che senz'altro non erano dell'interesse di persone semplici, ma perché aveva un modo di mostrare rispetto, cercando di interloquire con lui con degli argomenti che potessero interessarlo. Torniamo a queste figure femminili. La prima, la moglie Maria Constant, sposata a Isaeva, che porterà in dote una dote scomoda a Dostoevskij, il figlio Pavel, figlio di primo matrimonio, e per cui Lyubov ha delle parole durissime, proprio questa donna che insomma si approfittò del padre e lo ingannò, e lui nonostante tutto provò sempre rispetto nei suoi confronti, e forse per riscattarsi di questa cattiva riuscita del suo legame matrimoniale intreccia una storia con una giovane studente, l'infernale Polina, la cui sorella tra l'altro fu una dei primi professori donna della Russia, che poi lui fa rivivere anche all'interno dei suoi romanzi, senz'altro lo stesso nome, Polina, del giocatore, un libro importante, molto importante nella storia poi anche di Lyubov, e scopriremo perché, e forse anche nella figura di Nastasia Filipovna dell'idiota. Poi una quasi fidanzata, che fu più che altro un'amicizia, una forte amicizia letteraria con Anna Vasilievna Kormi-Krukovskaya, e poi infine il salvifico incontro con Anna, la madre di Lyubov, che entra nella vita di Dostoevskij in un momento molto difficile. Era morto il fratello Mikhail e Dostoevskij fa una cosa che in realtà sorprende un po' tutti, e secondo Lyubov è perché sono questi suoi antenati normanni, lituani, eccetera, che lo obbligano quasi a saldare i debiti lasciati dal fratello. Secondo la legislazione russa questo non era necessario, ma questo comporta che deve lavorare tantissimo proprio per riuscire ad accumulare dei soldi, e in questo suo impegno si trova a fronteggiare un contratto capestro con un editore, Stellovsky, che pretende da lui di realizzare un certo numero di opere, tra cui anche un nuovo romanzo, entro una certa data. Dostoevskij è disperato, ha anche problemi di vista, non sa come fare, e a questo punto qualcuno gli suggerisce di ricorrere ai servizi di qualche stenografo. La stenografia all'epoca era una novità assoluta, diciamo come se fossero arrivati i computer in un'epoca successiva, e così l'unico
candidato effettivamente papabile è una giovinetta di 19 anni, una ragazza del 46 che si sentiva di poter conquistare il mondo. Il primo incontro in realtà è abbastanza duro perché Dostoevskij aveva avuto una crisi durante la notte, quindi brusco, ma la ragazza insomma che era arrivata lì pensando di andare a conoscere lo scrittore adorato dal padre morto da poco, insomma rimane un attimo basita. Se avesse saputo che per i successivi 14 anni non avrebbe fatto altro che stenografare le opere di Dostoevskij, commenta la figlia, perché quell'incontro è salvifico per due motivi. Dostoevskij riesce a completare in tempo il libro e siccome poi lui già era rimasto vedovo di Maria Isaeva da alcuni anni, sarà anche la salvezza della sua vita personale, perché pur titubando all'inizio la chiederà in moglie e partiranno poi per un viaggio da cui torneranno insomma innamorati e con dei figlioli. Ecco un'altra immagine di Anna. Qui aveva solo 32 anni, ovviamente si maturava molto prima con i genitori. Anche Anna Grigorievna Snitkina aveva delle origini particolari. La mamma era svedese, aveva avuto anche delle velleità di cantante d'opera e il padre anche aveva avuto un amore finito male con una celebre cantante. Insomma, questi due personaggi un pochino particolari riuscirono ad avere un matrimonio riuscito e di qui nacque questa giovane che accompagnò Dostoevskij negli ultimi 14 anni della sua vita. E tra l'altro è molto carino il fatto che, insomma, quando lei sposa Dostoevskij, lui aveva 46 anni, lei ne aveva 19, 47 addirittura. E difatti Lyubov dice: non ho mai potuto capire questo amore di una ragazza di 19 anni per un uomo di 47. Ho domandato spesso a mia madre come abbia potuto essersi innamorata di un marito che aveva più del doppio dei suoi anni. Ma era giovane, mi rispondeva sorridendo. Se tu sapessi quanto tuo padre era ancora giovane, rideva, scherzava, si divertiva per tutto, come un ragazzo. Tuo padre era molto più interessante, molto più allegro dei giovani di quell'epoca, i quali, seguendo la moda, portavano tutti gli occhiali e avevano l'aria di vecchi professori di zoologia. E mi piacerebbe anche leggervi un passo di una delle lettere di Dostoevskij alla moglie, proprio dell'anno di cui risale questa fotografia, no? Insomma, da come scrive la figlia, poi anche dai ricordi della moglie, sembrerebbe un matrimonio più tranquillo, ma non mancava la passione anche qui, perché scrive da Ems. Nell'agosto del 79 spesso Dostoevskij si recava in Germania per delle cure, ne soffriva di varie malattie, insomma l'epilessia, poi anche che avevano intaccato i suoi polmoni, ed ecco che mentre lontano pensa alla moglie, dice: ed ecco che mi sono convinto, Ania, che non solo io ti amo, ma che sono proprio innamorato di te, che sei tu la mia unica signora, e dopo 12 anni, ed è proprio così, anche parlando proprio terra a terra, nonostante sia come ovvio cambiata, invecchiata rispetto a quando ti ho conosciuta, appena diciottenne. Ora però, che tu ci creda o no, anche in quel senso mi piaci di gran lunga di più rispetto a prima. Sarà pure incredibile, ma è così. In effetti hai solo 32 anni, cioè l'apice per una donna, e ci attira irresistibilmente uno come me. Se fossi fino in fondo senza freni sarebbe la perfezione. Ti bacio tutta, in ogni istante, nei miei sogni, in ogni istante con passione. E poi dice: Anička, tesoro, per niente al mondo potrei mai separarmi da te in quel senso. Mi sta proprio parlando della parte carnale della relazione, della mia cantevole monella, già che qui non c'entra soltanto la secondaria, ma quella disponibilità, incanto, intimità dell'essere senza freni che tu mi dai, oltre a secondare ogni mio capriccio. Ecco, quindi questa bambina nasce da un matrimonio che è iniziato forse quasi più con l'ammirazione di lei e la riconoscenza di lui, diventa un vero matrimonio d'amore. E subito dopo le nozze vanno all'estero e alcuni capitoli sono proprio dedicati a questo viaggio, un po' per sfuggire ai creditori, un po' anche per liberarsi da una famiglia
grande e molto insistente, insomma tutti pensavano di avere dei diritti sui guadagni di Dostoevskij, tra cui anche il figlio della prima moglie, che è un personaggio molto, molto particolare, poi anche Lyubov lo tratteggia in maniera interessante, che insomma quasi quasi senza offeso, perché il suo paparino si è fatto un'altra famiglia e non pensa più a lui. Ed ecco che i due giovani sposi vanno all'estero, sono in Germania, in Svizzera, e qui nasce la primogenita Sonia, che purtroppo vive soltanto pochi mesi. Una disperazione che tocca i due genitori affranti, che decidono di lasciare la Svizzera e di recarsi in Italia. E qui in Italia viene concepita proprio Lyubov, quindi il suo arco vitale, la sua parentesi terrena si svolge all'insegna dell'Italia. Concepita a Firenze, morirà a Bolzano. Nasce però a Dresda, e questo è dovuto a una questione linguistica, perché se Anna aveva un po' imparato la nostra lingua, Dostoevskij, che sapeva benissimo il tedesco e ancor meglio il francese, con l'italiano non se la cavava, e quindi preoccupato di non poter essere d'aiuto alla moglie nel momento in cui sarebbe nata la seconda figlia, preferisce recarsi in un paese tedesco. In realtà aveva prima avuto anche un'idea di andare a Praga per studiare quella popolazione, e a Dresda appunto che vede la luce Lyubov. Ma c'è la sollecitudine di questo padre, che trovo anche abbastanza moderno, no? Non è scontato che si preoccupi dell'arrivo della bambina. E poi c'è un episodio carinissimo che Lyubov riporta, e ci fa un pochino sorridere vedere quanto è umano questo grandissimo gigante della letteratura. Quindi siamo a Dresda, è appena nata la bambina. Dostoevskij si recò quindi all'ufficio e dichiarò a quei signori della polizia di essere il padre felice di una bimbetta che si chiamava Aimée. È la versione francese che Lyubov poi utilizza all'estero del suo nome. Lyubov significa appunto amore, perché era veramente il frutto di un grande amore, e i genitori riversarono su di lei tutto l'affetto che avevano dopo la perdita della prima figliola, quindi quella bimbetta che si chiamava Aimée. I sassoni non si accontentarono di queste comunicazioni e fecero declinare mio padre cognome, nome, età, posizione sociale, data di nascita. Avendo soddisfatto la loro curiosità sul conto di mio padre, passarono a sua moglie e gli chiesero quale fosse il nome da nubile. Il suo nome da nubile? Che diavolo, Dostoevskij non se lo ricordava più. Poteva frugare quanto voleva nella memoria, quel nome non riaffiorava. Mio padre spiegò la cosa alla polizia e chiese il permesso di andare a consultare la moglie. I bravi sassoni lo guardarono sbalorditi. A memoria d'uomo non si era ancora visto a Dresda un marito così distratto. Accordarono a Dostoevskij il permesso di informarsi presso la moglie. Mio padre tornò a casa furioso. Ecco, quindi questo episodio simpatico, ma ce ne sono anche molti altri che Lyubov descrive con grandissima abilità, veramente aveva una capacità di tratteggiare situazioni, paesaggi, personaggi che sono la chicca della sua scrittura. E c'è una considerazione che fa un pochino abbastanza all'inizio del libro, quando parla di suo nonno, il padre di Dostoevskij, che se ne va via dalla famiglia e arriva poi a Mosca, e dice: mio nonno Mikhail portò via con sé un po' di questa poesia ucraina nella sua povera borsa di scolaro errante, fuggendo dalla casa paterna, e la conservò preziosamente come un dolce ricordo della patria lontana. Più tardi ne fece dono ai suoi due figli maggiori, Mikhail e Fyodor, e forse anche alla nipotina, che non ebbe mai occasione di conoscere. E in queste prime foto già vediamo uno sguardo acuto, penetrante di questa ragazzina, che assomiglia molto al padre. Insomma, abbiamo visto prima alcune delle immagini. E
C'è una corrispondenza di affetti, di sensi tra padre e figlia. Qui vediamo 2 letterine, una breve del padre scritta da Mosca nel 74, Lyubov aveva allora 5 anni, e dice: cara Lilia, la chiamavano in famiglia o Liuba o Lilia. Lilia era più facile anche per lei da pronunciare quando era piccolina. Dice: papà ti vuole molto bene e ti scrive da Mosca. Fai la brava, fai questa allegra, gioca. E praticamente gli dice, insomma, che le vuole molto bene, che la bacia e che la saluta, il tuo papà. E lei le risponde in una qualche righe scritte con scrittura incerta: caro papà, io ti voglio bene, Liuba. Ecco, quindi e proprio c'è una tensione del padre verso i figli, direi anche questa molto moderna, non così consueta tra i padri né russi né europei dell'epoca. Sorveglia l'educazione dei figli, cerca di instillare loro l'amore per la letteratura, magari forse correndo un pochino troppo. È famoso un episodio in cui ai bambini che avevano circa 7 anni, Lyubov e poco più di 5, il fratellino Fyodor Fezia, in cui si mette a leggere loro i Masnadieri di Schiller, bellissimo romanzo che aveva incantato la sua giovinezza, ma che forse era un pochino troppo presto da raccontare ai bambini. Fezia si addormenta immediatamente, Lyubov, che era più furba, non voleva deludere il papà, lotta contro il sonno, però è una fatica incredibile. E questo rapporto forte tra padre e figlia poi lei lo riverserà anche nei suoi romanzi, nei suoi racconti. C'è un luogo molto caro a tutta la famiglia Dostoevskij, lì nascerà anche il quartogenito, insomma Fezia era nato appena erano ritornati dai 4 anni di vita all'estero, e l'ultimo bambino nasce in questa località nel distretto di Novgorod, dove si recavano inizialmente perché aveva qualche problema di salute la piccola Lyubov, poi si trovano molto bene, continueranno a tornare, ci passeranno ancora un intero inverno, gli scriverà varie pagine dei suoi libri, e qualche volta la moglie si trattiene a San Pietroburgo perché a un certo punto da stenografa del marito diventa anche un suo press agent, possiamo dire, no? Il suo agente letterario, riesce veramente a fare la differenza e un po' alla volta ripianare i debiti di Dostoevskij. Lui, insomma, a un certo punto, quando ha capito che la moglie ci sapeva fare molto più di lui, diceva: parlate con lei, parlate con Anna, parlate con mia moglie. E quindi spesso questo la porta a allontanarsi dalla famiglia, e ci sono le lettere di Dostoevskij che racconta alla moglie cosa hanno fatto i bambini, ovviamente che manca moltissimo a tutti loro, ma fa dei resoconti quasi quotidiani, le scrive spessissimo, si scrivono veramente molto. E purtroppo il fratellino di Lyubov, il piccolo Alyosha, il beniamino di casa, vivrà molto poco, vedete, da appena 3 anni, e a portarlo via sarà probabilmente l'epilessia, la malattia che ha un po' segnato Dostoevskij e i suoi figli. In questa casa più tardi continueranno a recarsi anche madre e figlia, e dovranno anche un pochino risistemarla perché storge sulle rive di un fiume che se l'è in parte portata via, e oggi c'è un museo, una casa museo. In Russia è molto una formula di ambientazione museale molto amata, di ricordare i grandi scrittori lì dove effettivamente vissero e operarono. E anche qui è molto bella la descrizione che fa a un certo punto Lyubov di questa casa che di dove viveva. Dice: tutto era piccolo in questa casa, le camerette basse e strette erano arredate con vecchi mobili in stile impero, degli specchi verdi riflettevano di traverso i visi di chi aveva il coraggio di specchiarcisi, dei rulli di carta incollata su tela che erano appesi ai muri a mo' di quadri esibivano ai nostri occhi sbalorditi di bambini delle cinesi mostruose con unghie lunghe più di 1 metro e dei piedi schiacciati da scarpe da bebè.
Ecco, poi tra l'altro nel nostro libro ci sono anche alcuni contributi preziosi che vengono dai musei Dostoevskij. Uno è proprio della direttrice della Casa Museo e l'altro invece è del vice direttore del Museo Dostoevskij di San Pietroburgo, anche in questo caso situato nell'ultima casa in cui visse Dostoevskij, dove si spense nel 1881 e in questo particolare caso abbiamo chiesto il contributo del vice direttore, è una collaborazione con loro che dura da tantissimi anni, perché ha curato 4 anni fa proprio la prima traduzione in russo condotta sull'originale francese della biografia che Lyubov ha dedicato al padre. Quelle precedenti invece erano state fatte basandosi sulla traduzione tedesca. Ovviamente nel libro Lyubov parla anche del rapporto del padre con i suoi colleghi, che non furono sempre idilliaci, anzi dice che ci furono molti momenti di invidia, soprattutto quando era giovane, insomma, ma ci fu chi lo apprezzò moltissimo come Nekrasov. Difficile fu invece il rapporto con Turgenev, c'è un intero capitolo su questo, per quanto alla fine c'è anche un attimo di grande ammirazione perché Dostoevskij farà siamo quasi alla fine della sua vita, un famosissimo discorso all'apertura del monumento a Pushkin a Mosca e Turgenev, che l'aveva un pochino sempre ostacolato, in quel caso va a complimentarsi. Ricordiamo Turgenev perché oggi è anche il suo compleanno, ecco, fra 2 giorni sarà quello di Dostoevskij e l'ultimo è Tolstoj. Lyubov ebbe dei rapporti amichevoli molto forti con uno dei figli dello scrittore e insieme condivisero sia la passione letteraria che il triste destino che unisce tutti i figli dei grandi geni. Insomma, è molto difficile, facendo anche poi la stessa cosa, riuscire a far sentire la propria voce. Erano molto diversi, Dostoevskij e Tolstoj, non si conobbero mai di persona, mandarono spesso messaggi attraverso amici comuni di complimenti dell'uno e dell'altro e Lyubov suppone che forse il motivo per cui non vollero conoscersi è che sapevano che magari, avendo poi delle idee abbastanza diverse, soprattutto sulla questione degli slavi, avrebbero finito per litigare e non volevano turbare questo invece rapporto di grande ammirazione dell'uno per l'altro. Purtroppo questa storia tra il padre e la figlia, insomma questa comunanza di sensi dura, come dicevo all'inizio, appena 11 anni e anni intensi, anni che lasciano il segno su Lyubov, ma purtroppo la morte porta via Dostoevskij nel gennaio, per noi è febbraio, all'epoca ancora era in vigore il calendario giuliano in Russia e questo momento che arriva troppo rapidamente, insomma, lei lo segna su una scatoletta che contiene il tabacco. Il 28 gennaio 1881 è morto papà alle 8:15 del mattino e questo oggetto è conservato proprio nella Casa Museo. Questa è una foto del tavolo dove si trova sotto questa campana e sotto vediamo anche questo biglietto con la firma di Dostoevskij che venne distribuito in occasione dei suoi funerali. Funerali anche qui, questo praticamente si conclude il libro con la morte di Dostoevskij e con i suoi funerali, perché avvenne una cosa particolare, perché lui, parlando di una sua possibile dipartita con la moglie, diceva che non voleva essere sepolto o possibilmente vicino a Nekrasov, in un certo cimitero di San Pietroburgo, non dove andavano a finire tutti gli altri letterati che non l'avevano tanto amato in vita, e la moglie fa di tutto per accontentarlo, ma le suore rispondono: no, se non ci sono i soldi non possiamo dare l'autorizzazione a scavare la sepoltura. Il fratello di lei, che era andato tra l'altro portando i bambini perché si potessero distrarre in questo monastero, torna
e riferisce questa notizia. Anna è molto dispiaciuta, ma arrivano i monaci dal monastero Nevsky, il più importante monastero di Pietroburgo, dicendo che la comunità monastica era una grande ammiratrice di Dostoevskij, insomma, e pensiamo anche alla sua letteratura, no? Anche il suo rapporto, il suo essere un grande cristiano, una grande ortodossa, e quindi lo ospitano, organizzano i funerali, c'è una folla sterminata, e anche qui c'è il fatto curioso che praticamente quasi non permettono a Anna e ai bambini di arrivare in chiesa, perché dicono sono già arrivate 6 mogli di Dostoevskij, basta, adesso non lasciamo passare più nessuno. E l'addio è molto triste, perché a un certo punto la bambina sogna che il padre era vivo e che era soltanto caduto in letargo e che sarebbe presto ritornato da lei, e quando invece questa illusione cade è terribile per lei. Ma dice anche che non per niente ero la figlia di uno scrittore, il bisogno di creare delle scene, dei gesti, delle parole era presente in me, per questo si era creata questo sogno, questa illusione così forte, ma come diceva all'inizio poi lo sentì sempre con sé. La storia del libro. Il libro, come dicevo, è stato molto probabilmente pensato proprio per essere un omaggio al padre nel centenario della morte, ma cade in un momento storicamente difficile. C'era stata la guerra, c'era stata la rivoluzione russa, ormai c'è la consapevolezza che il centenario di Dostoevskij non verrà festeggiato in patria, e quindi decide di scrivere con quella che era diventata la sua lingua di adozione, il francese. Però in Francia c'è un momento di grande crisi nell'editoria, i costi della carta sono altissimi, e quindi saranno prima le traduzioni ad uscire in tedesco nel 1920, quindi ancora prima della ricorrenza, e poi ci saranno anche quelle in olandese, in inglese, e nel 22 ci sarà la prima edizione italiana, curata da Maria Letizia Lombroso e pubblicata per i tipi dei fratelli Trev di Milano. E c'era stata nel 19 una lettera di Lyubov a Gabriele D'Annunzio, in cui chiedeva aiuto per pubblicare il suo libro, in cui raccontava la sua triste posizione. Lei all'epoca era in Svizzera, viveva praticamente degli aiuti della Croce Rossa internazionale, e non si era saputo altro di questa lettera, se D'Annunzio avesse fatto qualcosa. Ancora non lo sappiamo in realtà, però proprio in occasione della traduzione di questo libro io a un certo punto mi sono detta, siccome, ecco, scusate, ritiro un attimo, riavvolgo un attimo il nastro, siccome io ero convinta che il libro fosse stato scritto, tradotto dalla Lombroso dal francese, perché i nomi compaiono nella grafia francese allora in uso. Il professor Tikhomyrov, il vice direttore del Museo Dostoevskij, invece parla di una traduzione mediata dal tedesco. Nel libro edito dai fratelli Trev non c'è scritto la lingua di partenza, e ho cercato qualche notizia su questa traduttrice, che figura scritto come Laetitia. Mi sono sbagliato, ho scritto Letizia, e ho trovato delle sue tracce. Questa era una signora appartenente dalla buona borghesia romana, e era abbastanza giovane quando traduce, perché era nata nel 1898, è stata poi nel consiglio di amministrazione della fondazione Ernesta Besso, e anche la fondazione Marco Besso, fino alla sua morte, che avviene nel 1977. E ho visto che esisteva un archivio, e ho provato a scrivere alla fondazione. Insomma, esiste un carteggio, ci sono alcune lettere scritte nel giro tra il 1920 e il 1922 da Dostoevskij, non so ancora quanti perché l'ho scoperto all'ultimo momento, stavo andando in stampa, più corrispondenze con membri di 2 case editrici, e alcuni quaderni sulla traduzione.
E tra l'altro ho scoperto che doveva conoscere D'Annunzio perché su una pubblicazione fatta per i 100 anni della nascita di D'Annunzio, lei ha scritto un contributo che dice D'Annunzio visto da una bambina. Quindi c'è una traccia da seguire, una nuova traccia da seguire. E mi hanno mandato solamente la prima lettera che compare in fotografia nel libro, in cui la Dostoevskaya scriveva: cara signorina, vi ringrazio infinitamente per il bel regalo che mi volete fare dandomi gratuitamente la vostra traduzione italiana del mio manoscritto. Vedo che possiedo a Roma una giovane amica sconosciuta ma fedele e questo pensiero mi fa molto piacere. Ora parliamo un poco dei nostri affari. Non è Treves ma il dottor Quintieri che desidera pubblicare il mio libro. Ha già pubblicato qualche opera di mio padre e ha intenzione di pubblicarne ancora delle altre. Propone di acquistare il mio manoscritto francese e prendere la traduzione italiana a suo carico. Così, se voi avete intrapreso la traduzione del mio libro esclusivamente per aiutarmi, eccovi liberata da questo lungo lavoro. Se d'altra parte desiderate iniziare la vostra opera letteraria traducendo il mio libro, potrei proporre all'editore milanese la vostra traduzione, soprattutto se la offrite a titolo gratuito. Vogliate rispondermi in tutta franchezza e soprattutto il più rapidamente possibile, perché l'editore ha molta fretta. Vuole annunciare la pubblicazione del mio libro all'inizio di gennaio. Vi auguro mille cose buone per il nuovo anno, vostra e ahimè Dostoevskij. E quindi c'è un nuovo filone che si apre, abbiamo da cercare ancora. E così abbiamo anche scoperto che in quell'anno, insomma in quell'inizio d'anno, nel 1920, Lyubov si trovava alla pensione Villa Baur di Sierra nel Canton Valais. E più tardi arriverà da noi, ci vuole ancora un po' di tempo perché insomma, tra il 24 che arriva tra Merano, Bolzano e Arco, dove trascorre questa ultima parte della sua vita, e le sue varie malattie le porteranno al Grieserhof, dove si spegne nel 1926, il 10 di novembre, quindi domani è il 95esimo anniversario della morte, e io termino qui la mia presentazione e passo la parola a Bianca Maribini Zögel e Michail Talalay. Cosa facciamo domani? Sì, no. Intanto voglio ringraziare Marina perché ha tradotto magistralmente questo libro, e poi devo dire che è un libro molto prezioso perché ci fa conoscere un Dostoevskij che è così più familiare, in un certo senso così diverso dai personaggi di cui lui ha scritto e parlato, anche se in realtà molto spesso i suoi personaggi erano lui stesso. Ecco, noi dovremmo adesso parlare un po' dei libri del passato che abbiamo scritto come Associazione Culturale Rus. Come vi abbiamo detto, sono 30 anni che la nostra associazione è stata fondata nel 91 e abbiamo fatto un'infinità di manifestazioni di cui siamo contenti perché erano tutte di spessore piuttosto qualitativo, e in questi anni abbiamo avuto anche la missione, come dice Marina, di cercare di rivalutare l'eredità della vecchia fondazione Borodine di Merano. E ci siamo proprio adoperati per mettere a posto i libri. Marina in particolare ha messo a posto una parte di libri perché poi ci continuano a donare ed è un lavoro che non finisce mai, diciamo, ma poi anche in altre cose. E poi in questi anni, oltre alle manifestazioni, agli eventi di letteratura, di musica, di balletto, di filosofia, abbiamo scritto molti libri, molti li abbiamo scritti insieme a Michail Talalay, che
dal primo, diciamo, quello sulla colonia russa. Eccolo qua. No, c'era un intermezzo musicale. Devo dire poi che noi proprio quest'anno, anzi l'anno scorso, ma purtroppo per il Covid, abbiamo pubblicato il libro Ruski Tirol. Se vuoi parlare tu, Mikhail, di questo, che praticamente è una miscellanea dei libri che noi avevamo pubblicato precedentemente, una decina di libri abbiamo pubblicato in questi 30 anni, però naturalmente nel libro abbiamo dovuto un po' sintetizzare. Io ti lascio la parola intanto. Grazie, grazie Bianca. Добрый вечер, buonasera, guten Abend. Ho detto in 3 lingue perché tutti i nostri libri che sono usciti sono rigorosamente pubblicati nelle 3 lingue, russo, tedesco, italiano. E finalmente oggi vedo tutti quanti sul tavolo perché noi con Bianco ogni tanto ci confondiamo, discutiamo quanti sono, 5, 6. Alla fine vedo che sono 7. 6 libri che sono usciti qui in Alto Adige, il 7° libro, infatti l'idea era a presentare al pubblico russo, ai lettori russi, diciamo, il riassunto delle nostre ricerche, perché tutti questi libri molto belli, interessanti, sono stati pubblicati qua, distribuiti qua, e quindi raramente che loro raggiungevano il lettore russo, nonostante che 1/3 del libro era sempre pubblicato nella lingua russa. E quindi è nata questa idea che abbiamo portato alla fine. A Mosca è uscito un libro più modesto, diciamo, nel suo aspetto, però un testo che, diciamo, copre le nostre ricerche precedenti in una maniera sintetica. Infatti, magari faccio vedere brevemente, perché ogni libro ha una sua storia, storia lunga, ma il primo libro che avete visto sullo schermo è un bellissimo libro perché è pieno del materiale fotografico, iconografico. Grazie al lavoro dell'associazione russa e a Bianca Marabini-Zogeler è stato recuperato questo patrimonio immenso, non soltanto ecclesiastico della Chiesa, arredo della Chiesa, ma anche archivistico e fotografico. Voi vedete qui soltanto 3 bellissime foto dei villeggianti russi che passavano tempo alla casa russa di Milano. Ma anche qui abbiamo nominato la eroina della nostra serata, Lyubov Fyodorovna. A me piace il suo nome alla francese, Aimée, amata, non amore, ma amata in realtà, secondo me. Io non conosco francese, ma proprio credo di sì. Proprio così. E quindi certamente Lyubov Dostoevskij, fra i tanti russi che hanno vissuto lì a Milano, anche qua a Bolzano, è il personaggio più importante. Lei, Ferrand, definiva la casa russa di Milano sweet home, my sweet home, era una persona molto cosmopolita. Quindi era molto logico e naturale che il secondo nostro libro è un libro monografico dove abbiamo ricostruito soprattutto l'ultima parte della vita di Lyubov Dostoevskij, è il libro che è uscito nel 99, di nuovo in 3 lingue, e magari 2 parole comunque parlo su Lyubov Dostoevskij. Torno al nostro primo argomento. Infatti è stata sfortunata e sono molto contenta che qui a Bolzano è nato, direi, un processo di rivalutazione, di recupero di queste figure, perché lei è stata sfortunata non soltanto nella sua vita molto breve, ma anche nella sua eredità letteraria. Il suo libro più importante sul padre, che di nuovo auguri e complimenti a Marina per questo magnifico lavoro difficilissimo di tradurre,
non è stato accettato nella Russia sovietica perché è un libro scritto da un esule, un libro scritto da una russo ortodossa che nella rivoluzione di ottobre ha visto previsioni di Dostoevsky molto, diciamo, oscuri, molto tristi sul futuro rivoluzionario, quindi non poteva essere accettata nell'Unione Sovietica. La prima pubblicazione, la prima traduzione russa nel 22, sì, che è uscita, praticamente un terzo del libro. Hanno tolto tutte le sue riflessioni dell'autrice sul pensiero religioso, politico, filosofico, le sue profezie, tutte sono state eliminate dall'edizione sovietica e soltanto dopo la perestroika uscì la prima nel 92, tradotto dal tedesco. Non parliamo, questo libro è importante, è importantissimo, ora quando sono uscite ormai anche in russo, recentemente, queste due edizioni tradotte del tedesco al francese, lei finalmente è stata citata, eccetera, eccetera. Però come scrittrice lei finora non è accettata dai russi. E qui di nuovo il primo passo è stato fatto qua, a Bolzano. 2 anni fa è uscita la prima, dopo la morte dell'autrice, riedizione del suo romanzo centrale, L'emigrante, tipi moderni. Di nuovo in russo, prima volta una riedizione, e anche in italiano tradotto da Marina. Quando noi preparavamo questo libro, mi è venuta l'idea di presentare anche ai russi i testi di Lyubov Dostoevskij. Sono molto contento di farvi vedere, è stato appena stampato a cura mia, tutti e 3 romanzi, 3 libri di Lyubov Dostoevskij. Dopo 100 anni quasi della sua morte, 95, dopo un secolo che questi libri sono usciti in Russia, per la prima volta sono stati riproposti al pubblico russo, perché lei ha avuto un testo molto, diciamo direttamente, era una testarda, perché parecchi suoi amici letterati, amici delle famiglie dicevano: ma tu prendi un pseudonimo e così la strada sarà più facile. Scrivere, pubblicare libri con il nome di Dostoevskij, subito il pubblico prende una distanza. Ma lei scriveva, io ho messo nel libro che ho curato io, ho messo come il titolo della mia prefazione: non accetto pseudonimi. Quindi lei voleva di conquistare il lettore sotto il suo nome, sotto la sua vera firma, Lyubov Dostoevskij. Anche in questo libro ha partecipato Marina, perché lei non solo una traduttrice ma anche ricercatrice, anche una biografa di Lyubov Dostoevskij. Lei ha trovato a Roma le lettere della nostra eroina. Sì, scusate, è stato un itinerario più lungo, ormai dimentico le cose. Ha trovato Bianca, poi però occupava e traduceva dal francese in italiano, grazie per questa correzione, proprio Marina Masker. E quindi queste lettere ho tradotto in russo e sono 5 lettere scritte ai suoi amici romani. Da queste lettere noi possiamo riscoprire anche il suo laboratorio della scrittrice e anche sugli ultimi desideri, purtroppo interrotti dal destino e dal secolo breve e brutto. Lei scriveva nel 1914, pochi mesi prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, scriveva da Napoli, che lei è stata a Siracusa, in Sicilia,
a Sorrento, piena dell'entusiasmo, era una fervente italofila la nostra Lyubov Dostoevskij. E poi scriveva che ora io comincio il mio prossimo libro, il quarto, e non sappiamo di che cosa si trattava perché non sono purtroppo rimasti i manoscritti e i resti di quel progetto. Quindi io colgo l'occasione e regalo, porto a Marina questo libro appena stampato a San Pietroburgo nell'ambito del bicentenario del padre naturalmente, mentre Bianca Marabini Zogel ha scritto una prefazione continuando anche le sue ricerche, le sue riflessioni su Lyubov Dostoevskij che sono state pubblicate nel nostro secondo libro. E quindi colgo l'occasione anche a Bianca una copia con la sua prefazione e continuo brevemente con altri libri, molto breve. Ma vorrei sottolineare che Alto Adige è stata molto fortunata di trovare l'associazione RUS, che qui promuove l'eredità non soltanto dell'immenso mondo civiltà russa, ma anche delle cose più piccole ma importanti, della presenza russa, presenza importante. Questo è il nostro punto di riferimento, di evidenziare questi legami concreti, non soltanto artistici, spirituali. E Bianca in sua posizione come presidente dell'associazione RUS è veramente un punto di riferimento e siamo molto, ripeto, fortunati anche di avere Bianca. Perché io, ripeto, ormai ho coniato in maniera scherzosa che Bianca 50% è una russa, perché la sua madre è moscovita, Prudnikova, 50% è una italiana dal padre Marabini e 50% anche tirolese grazie al suo marito Zogeller. E quindi diventa 150%. È un scherzo. Continuo, veramente finisco qua perché possiamo raccontare sogni, libri, tante cose. Il prossimo libro era dedicato alla Pravasudovic, Natalia Pravasudovic, e poi è stata riscoperta anche della sua musica che lei ha mandato in America a Solzhenitsyn. Solzhenitsyn dopo rientro ha portato a Mosca, abbiamo recuperato le registrazioni nell'archivio della casa di Solzhenitsyn e c'è un CD. E Associazione RUS ha fatto questa musica ormai dimenticata, quasi inesistente, è stato recuperato anche questo. Poi un altro libro, prego, facciamo... Volevo introdurre un attimo il personaggio di Pravasudovic, certamente. È stata una... Vuoi avere il libro? Sì, una compositrice, ma lo vedete? Ah, sì. È stata, si è diplomata a Pietroburgo, al Conservatorio di Pietroburgo e poi ha studiato con la moglie di Scriabin, pianoforte, però siccome era di famiglia aristocratica non ha potuto frequentare il conservatorio. Ad ogni modo si è diplomata, ha frequentato la scuola di composizione con Lyapunov e dopodiché però negli anni 28 la situazione in Russia era un po' critica. Non è acceso? Scusi, uso questo. Scusate, non me ne ero accorta. Nel 28, considerata la situazione politica in Russia, Glazunov, il famoso compositore e anche direttore in quegli anni del conservatorio, decide di andare all'estero e aiuta anche la
la compositrice, ad andare in Europa, a Berlino, e scrive una lettera di raccomandazione al famoso compositore Arnold Schönberg, e così si iscrive alla Meisterschule di Berlino, cioè la scuola di composizione. Però sono anni difficili, lei ha avuto un destino molto crudele, devo dire, perché dunque intanto non ha più rivisto la sua famiglia, il suo paese, il padre, nonostante fosse durante il periodo sovietico un importante ingegnere ferroviario, e che aveva anche lavorato nel periodo sovietico, viene poi invece fucilato nel gulag delle isole Solovki, no? E poi muore la madre, il fratello addirittura muore nell'assedio di Leningrado, e lei, quando viene a sapere queste cose, piano piano, insomma, è distrutta dal dolore. Tra l'altro a Berlino viveva con fatica, si adattava a qualsiasi lavoro, suonava nei cinema dei film muti, accompagnando i film muti, e una conoscente le propone di andare a Merano, perché sapeva che esisteva questa colonia russa di cui vi ha fatto vedere il libro, che ne abbiamo parlato, dove lei poteva rifugiarsi e continuare, insomma, a vivere e a comporre, e così è stato. E Natalia Pravasudovic è vissuta fino alla fine a Merano, nella Villa Borodine, e continuando a comporre. E come ha raccontato Mikhail Talalay, appunto aveva scritto delle lettere a Solzhenitsyn, mandandogli le bobine dei suoi lavori, delle sue composizioni. Quando Solzhenitsyn è ritornato da Vermont, ha portato tutto il materiale della diaspora, naturalmente non solo quello della Pravasudovic, e così noi avevamo dei buoni contatti con la casa dell'emigrazione, che si chiama proprio in suo onore Alexander Solzhenitsyn. Aveva anche queste bobine in cui suonava personalmente la compositrice, e abbiamo chiesto di poter digitalizzare quelle bobine e siamo riusciti a fare questo CD che vi ha fatto vedere Mikhail. L'altro giorno mi ha telefonato in realtà un chirurgo medico per bambini, ma un amante della musica, e nei suoi progetti c'è anche quello di rivalutare componisti, soprattutto le donne, che sono state dimenticate. Questo progetto si chiama Vergessene Noten, e l'8 dicembre mi ha detto che ad Amburgo verrà suonato di nuovo un concerto che lei stessa aveva suonato nel 1931. Ecco, questa è un po' la storia di questa compositrice, che anche è stata ha avuto un destino molto duro, anzi aveva perso anche il suo compagno di vita, che viveva per un certo periodo nella Villa Borodine. Ridò la parola a Mikhail. E poi il prossimo personaggio recuperato, posso dire, da noi con Bianca, sempre diciamo nell'ambito di quella missione, come noi abbiamo coniato questa la nostra vocazione del recupero, di scrivere quei rapporti russo e altoatesini. È un studioso aristocratico, anche lui, Alexei Bobrinskoy. Anche lui era completamente cancellato, dimenticato dalla storiografia, dalla storia stessa della Russia, perché è andata via dopo la rivoluzione, nonostante che lui era un narodnik, c'è un'espressione di quel movimento intellettuale ma anche sociale
delle intelligenze, ma anche delle aristocrazie russe che volevano servire con la loro sapienza, ma anche con la loro ricchezza, volevano servire al popolo, evitando magari una rivoluzione sanguinosa. Lui era un etnografo, e magari Bianca, se vuoi racconti tu un po', ma forse in breve, perché è una vita interessantissima, anche una produzione scientifica molto importante. Lui ha avuto vocazione per gli estremi dell'impero russo. La sua prima missione etnografica era all'epoca nei posti molto lontani, remoti, poco raggiungibili, Pamir, le montagne più alte nel continente euroasiatico, e lui con i propri averi, con il proprio denaro, ha sponsorizzato più di una missione tecnicamente e scientificamente impeccabile nelle zone di odierno Tagikistan. E per questo libro, a questa ricerca, abbiamo invitato un nostro collaboratore di Tagikistan, perché lì, in quella repubblica ora indipendente asiatica, loro ricordano le prime fotografie, le prime descrizioni, folklore tagiko, eccetera, eccetera, raccolta dal conte Bobrinsky. Noi abbiamo qui la copertina, e poi un altro suo grande amore era il nord della Russia, il nord remoto, poco studiato all'epoca, la zona di Arkhangelsk, Mare Bianco, Kola, Murmansk. Lui lì comprava artefatti dei contadini. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi quando ancora non soltanto in Russia ma anche in Europa era poco interesse per l'arte dei contadini. La sua raccolta è diventata addirittura la base, il fondamento del Museo etnografico russo, il principale sede museale della Russia odierna, però sempre nascondevano chi era il fondatore di questa raccolta, perché finì, ripeto, come esule e naturalmente antisovietico. Lui abitava a Siusi. Bianca ha fatto una ricerca molto innovativa, perché sui russi, sulla colonia russa di Milano, era direi più facile di raccogliere le cose. C'era una casa russa, l'archivio, personaggi abbastanza famosi, sacerdoti che venivano da San Pietroburgo, vari libri. Invece a Siusi Bianca ha scoperto un contesto molto ricco, intellettuale, musicale, artistico, e ha scritto un suo proprio saggio, scritto da lei, che fa parte sia del libro che vedremo sullo schermo e anche un capitolo autonomo nel nostro libro che è uscito a Mosca l'anno scorso. Vuoi raccontare un pochino sui russi a Siusi? Sì, volentieri. Sì, intanto una cosa interessante è che Alexei Bobrinsky proveniva da una famiglia molto importante, cioè la sua progenie, e il suo bisnonno, se non sbaglio, era figlio di Caterina II e del conte Orlov, che era uno dei suoi preferiti, insomma. E di lì è nata la sua progenie, che si chiamavano Bobrinsky, perché pare che il primo bambino sia stato avvolto in una coperta di castoro. Bobr vuol dire castoro. Comunque, a parte le origini, ma interessanti anche queste, lui è sempre stato un personaggio benestante, ma anche un grande mecenate, aveva costruito delle scuole nel suo paese a Bobriki. Era venuto a Siusi perché la moglie era malata di tubercolosi e pensava che l'area di Siusi l'avrebbe potuto giovare. Costruì una bellissima casa eseguita dall'architetto Ammon, famoso in quel tempo, molto moderna interamente,
e che poi oggigiorno c'è ancora, ed è l'Hotel Mirabel di Siusi. Quello che è interessante è che attorno alla sua casa molto spesso venivano dei personaggi interessanti, sia russi che venivano a riposare appunto in montagna, a Siusi, ma anche personaggi come, c'era una colonia proprio europea, come il figlio di Ibsen, Friedman, il pianista famoso per migliore esecutore in quegli anni di Chopin, e poi c'era ancora Björn Björnsson, cioè c'era proprio un cenacolo di personaggi molto interessanti che avevano le case piuttosto vicine l'una all'altra e si ritrovavano nella casa del conte Bobrizkoe. Però poi ritorna durante prima della guerra mondiale in Russia. La moglie gli muore, ma poi dopo un certo periodo si risposa e ritorna nella sua villa a Siusi. Cosa succede però? Che con il nuovo regime sovietico lui perde tutto, tutti i suoi averi, tutto, e piano piano si impoverisce e è costretto a cambiare casa e morirà a Siusi ed è sepolto a Castelrotto. Però ci sono rimasti i suoi lavori e i suoi libri soprattutto, anzi poi un episodio che è stato bello, che abbiamo ritrovato a Siusi i libri che lui consultava e li abbiamo riportati al museo dedicato a lui in Russia. È stata una bella campagna, noi 3 autori. Sempre nell'ambito della missione. Sì, ecco. Se vuoi parlare di un'altra persona. Poi magari in breve sul quinto e sesto libro, perché fra un po' dobbiamo... Quanto tempo abbiamo ancora? 10 minuti? Sì, ma abbiamo finito. Il libro numero 5 è Arrivano i russi, su collegamento ferroviario interessantissimo, in particolare fra la Russia, San Pietroburgo, fino a Milano, che esisteva nell'Ottocento, prima della Prima Guerra Mondiale, vari capitoli su questo itinerario veramente interessantissimo, sempre Belle Époque, l'ultimo periodo tranquillo e bello dell'Europa prima della guerra. Poi una specie di guida, la Milano dei russi, dove abbiamo ricostruito insieme con una storica milanese, Rosanna Pruccoli, un itinerario dei luoghi russi, le case dove abitavano i russi, alberghi, vari personaggi, cominciando dai Romanov, Romanov in Russia e finendo ai pittori come Kandinsky, qui c'è un po' di... Poi un libro scritto da Bianca sulla benefattrice, fondatrice della casa russa a Milano, Nadezhda Ivanovna Borodina. Vuoi dire qualche parola? Tu lo conosci perché l'hai tradotto. No, beh, era una storia curiosa, sì. No, ma racconta pure, Michele. Racconta. Tu sei autrice, quindi sì, parola a te. Bene. No, beh, sì, no, è un libro che ho scritto nel periodo del Covid, dovendo stare sempre a casa, ho pensato di fare qualche ricerca e dunque proprio quell'anno il Museo Mamming diede alla nostra associazione Incomodato una collezione di quadri che era appartenuta alla Fondazione Borodine. E tra questi quadri, quando li abbiamo appesi, abbiamo visto un ritratto di una donna ed eravamo molto incuriositi, io particolarmente. Avevo chiesto
Dunque il quadro era stato eseguito da Behrens, il pittore di Lubecca, e così, non sapendo bene chi fosse questa signora, questa bella dama, chiesi al pastore evangelico di Merano, che era un grande conoscitore di Behrens, se la conosceva. Non la conosceva, ma mi diede un suggerimento molto prezioso, sì, di girare il quadro, di vedere se c'era qualcosa. Infatti fu così, c'era una targhetta in ottone in cui era scritto che quella era Nadezhda Ivanovna Borodina, benefattrice della casa russa di cui abbiamo parlato prima, della colonia russa, figlia del consigliere di corte Vassili Borodin. Insomma, allora è stata una gioia per noi, perché per anni non abbiamo fatto altro che scrivere e parlare di Nadezhda Borodina, e così conoscevamo finalmente il suo volto. È una giovane donna che purtroppo ha avuto una vita molto breve, però aveva una ricca dote. Il padre era un grosso latifondista che evidentemente le ha lasciato un'eredità, e quell'eredità poi è stata usata per costruire proprio questo pensionato della Villa Borodina e della Villa Mosca accanto, per le persone non particolarmente benestanti, perché a Merano venivano all'inizio soprattutto i nobili, gli aristocratici e l'alta borghesia, ma c'era anche la necessità di poter ospitare le persone che non è. E così è successo, e questa villa, che si è tramutata poi più volte in varie, da fondazione, prima un comitato russo, poi una fondazione, poi il centro russo. Comunque dopo tanti anni, più di 100, la Villa Borodina è ancora lì ed è attiva, e noi abbiamo anche una base, un ufficio in quella villa, e cerchiamo di portare avanti il nostro compito di diffondere la cultura russa nel nostro modo di... Le ultime parole dalla parte mia, forse poi vuoi aggiungere qualcosa. Io parto da questo nostro libro, La guida Merano dei russi. Fra l'altro l'ho comprato a San Pietroburgo, i miei concittadini che mi hanno raccontato che giravano a Merano usando il nostro libro, visitando varie tappe russe. Sì. Qui c'è una tappa numero 4, il Kurhaus, Corso Libertà 33. Perché? Perché Kurhaus diventa tappa russa? E io ho preparato un piccolo souvenir visivo per Associazione Rus per 30 anni. Una famosa foto, foto forse non famosa, ma un famoso campionato degli scacchi. Karpov contro Korchnoi. Sì, una foto molto curiosa, perché per me questo momento del 1981 è un trionfo dello sport russo, dei scacchi russi, nonostante che Karpov, che ha vinto, sta giocando sotto la bandiera russa. Qui vediamo la bandiera svizzera, ma sotto la bandiera svizzera era un altro scacchista russo, Viktor Korchnoi, che all'epoca era un esule di Sensa, quindi erano due russi che combattevano a Merano nell'81. Prego, per voi un piccolo souvenir che ho incorniciato per oggi. Ecco, grazie dell'attenzione. Noi ricambiamo i doni di Mikhail Talalay con la vita di Dostoevskij, con la promessa e l'impegno di continuare con questa strada. Grazie ancora e buon compleanno a noi e buona serata a voi. Se vi interessa appunto il libro, potrete approfondire un pochino questo rapporto fra Prada e figli e scoprire anche qualcosa di più. Buona serata. Sì. Ecco, ringraziamo ancora la biblioteca Claudia Augusta che ci ha ospitato, dove potete trovare e leggere gli altri libri che sono stati pubblicati in questi anni. Grazie ancora.
ecco.